Voglio sapere napoletano, eccomi qua. Vengo da una settimana molto pesante. Ah, è stata una settimana abbastanza particolare. E... Niente. Eh, allora, niente, vi dico se caso mai, nel caso non so se diciamo non fisso appuntamenti con i prossimi video perché diciamo ci sono un po' degli alti e bassi, c'è una situazione un po' particolare, quindi oggi magari riesco a fare il video, magari poi non so, penso ai successivi. Eh, Niente, parliamo, veniamo al dunque. Allora, cosa userò oggi? Niente. Allora, porterò in video due cose abbastanza, cioè due cose nuove proprio. Allora, una che ho già da un po' di tempo, la sto usando così in privato e ho comprato, mi è stata regalata veramente, due cose che mi sono state regalate. Una allora, un sapone che mi è stato regalato dal negozietto Auriago dove ogni tanto vado a prendere la roba e appunto devo ancora chiamare per farle sapere, anche se l'avevo detto che facevo il video, però ecco quel sapone di cui sto parlando è questo. È un sapone che ho già provato ma a livello di montaggio e devo dire vado a prelevare col cucchiaino perché un sapone di pasta abbastanza dura, prelevo col cucchiaino per il solito motivo che vi ho detto già le volte scorse, perché onestamente stare con un sapone, questo infatti l'ho usato, sembra quasi ancora non so quando, non ricordo nemmeno, forse la settimana scorsa mi è stato, mi è stato regalato bella profumazione, il sapone è un agrumato, ha delle note agrumate molto piacevoli. La prima volta che l'ho aperto manco riuscivo a sentire sinceramente la profumazione del sapone, poi al momento che l'ho usato per un montaggio, mi sono accorto che venivano fuori queste note molto piacevoli. Mi sono schizzato con... Allora, che pennello andrò ad usare stasera? Vi dico subito, vi tengo un attimino in suspense perché sto facendo... andrò ad usare un attimo solo che sì, riuscirò magari, non lo so, sono un po' fuori fase, abbastanza fuori fase, faccio fatica a fare le cose perché ho nella testa mille altri pensieri. È un pennello della CDMG Brush, ecco qui, questo qua, nodo da 30 Manchurian Tree Band. Non è un pennello questo, è una sorta di cuscino molto molto fitto, piacevole da usare, veramente piace, almeno a me piace, restiamo sempre sulla cosa personale, come lo è tra l'altro tutto il mondo della rasatura tradizionale. Allora, ho fatto il video stasera proprio perché diciamo doveroso nei confronti di chi mi ha fatto questo regalo. Devo trovare sinceramente, andrò a vedere se c'è anche l'after perché mi è piaciuta come profumazione. Il rasoio che andrò ad usare,
vedere che cazzo ho combinato nel frattempo, perché non ricordo se sì, ecco qui. È sempre il C15, il 15C della Mercury, eccolo qua, ve l'ho già mostrato, già ve l'ho portato in video la volta scorsa, e andrò a caricarlo con una bella Kai. Ecco qui, barba, quella di 5 giorni, no, 5 giorni, sì, una barba di 5 giorni mia. E niente, saluto gli amici, come al solito, Andrea Renzi, Fabio Cancilleri, il gruppo Razzatura Tradizionale 2.0, saluto tutti i ragazzi del gruppo, i ragazzi del gruppo Abbiamo Senza Pensieri, Gentiluomini della Rasatura, anche Montefeltro, Sharing, dove ci sono persone anche del gruppo Rasatura Tradizionale 2.0 che fanno video. Saluto Stefano, saluto Gianni, Ivan Vaggio, lo stregone della barba Mattia. Saluto i miei colleghi di lavoro che tante volte dimentico, tutti i nuovi iscritti, vecchi iscritti. Saluto Ugo Maria, ma spero di non dimenticarmi nessuno. Scusatemi se ogni tanto salto qualcuno. Matteo, mio nipote, la mia mascotte. Ogni tanto mi dimentico di qualcuno, salto qualcuno. La barba è quella qua, ve la mostro. Barba di 5 giorni. Teo Shaving. Ho visto pure il suo video, non ho ancora commentato, però non mancherà a commentare. Pure ho iniziato a vedere pure quello di Ugo Maria, devo finire di vederlo, e ne ha pubblicato nel frattempo anche un altro. Man mano poi recupererò. Purtroppo sono giorni un po' particolari, abbastanza particolari, quindi spero che le cose migliorino. Nel frattempo sto caricando il ciuffone. Come al solito ha promesso, chissà non so quanto sapone, vedremo. Nel frattempo c'è in giro sempre la diatriba, il maiale mangia, il maiale non mangia. Chissà, essere un mistero. I ragazzi della comunità di Andrea, Palamides, non ce la posso, proprio oggi non ce la posso fare, però l'importante è il saluto. Allora, sapone penso caricato, cioè io non dico altro, morbido che qualcosa, cioè ha la sua spina dorsale, attenzione, però ha anche una morbidezza che è qualcosa di veramente spettacolare, un piacere proprio. Con i giorni che sto trascorrendo è piacevole farsi, cioè è piacevole sapere buone notizie, più che altro, buone cose, vedere buone cose. Sì, però un attimo. Tolgo il volume dell'altro telefono. Andrea pare che
anche questa settimana, non so perché aveva detto saltava un paio di settimane con i video per motivi lavorativi. Allora do un po' d'acqua all'interno del ciuffo. Dopo vi leggo anche la piramide olfattiva del sapone, che non ve l'ho detta. Oggi è mi è un po' difficile. Oggi veramente mi è un po' difficile. Cioè porto il sapone e mi dimentico poi la piramide olfattiva. Mi ha dato appunto questo sapone, mi ha detto Massimo, dimmi che ne pensi. Ero andato lì per vedere tutt'altro, dovevo vedere una cosa per un amico. Una cosa che non ho trovato poi, ma monta una bellezza sto sapone. Cioè, e ancora il sapone vegetale, cioè cosa possiamo dire a questo sapone? Sto pennello è fantastico, è una goduria immensa per chi piace, nel senso che è sempre questione di gusti anche questo, perché magari che poi perché un nodo così grande? Un nodo così grande perché con questo ci faccio tranquillamente la testa con un passaggio qua e un passaggio qua, copro tutta, nel frattempo ho smerdato vabbè. Allora, gasolio Mercury C15 15C caricato con la CAI e voglio vedere se riesce a portare via, essendo un pettine aperto non dovrebbe avere difficoltà a portare via diciamo una barba anche così, perché il pettine aperto appunto si presta a queste cose. Poi magari per la profondità con questo già l'ho detto che c'è bisogno un attimino lavorarci di più un attimino di più per arrivare al BBS, però voglio sapere che io sì, l'ho raggiunto il BBS anche con questo rasoio, sapete che però non mi piace tanto forzare il BBS perché si va a grattare e a creare anche irritazioni. Va bene, parto. Teo, forse se mi segui, forse domani riuscirò a mandarti quella cosa. Se la situazione resta stabile, diversamente abbiate pietà, abbiate pazienza, perché veramente non sono molto presente nemmeno nei gruppi perché ho la testa altrove. Vedo che il rasoio non sta facendo per niente fatica a portare via la barba, ma ne ero certo perché poi alla fine il pettine aperto, perché vedo poi il pettine aperto
Un rasoio come questo lo si può usare anche tutti i giorni volendo, perché? Perché sì, è un pettine aperto, però non è di quelli aggressivi e ne manca una chiave come coccatura suica, nonostante il pettine aperto, barcolla. Anzi, con la Kai lo sento pure bello deciso, eh. Vi dico sinceramente che non so se non ero con la Kai, forse l'ho già provato, però con una barba più corta. Tante volte è questione di lunghezza, altre è questione di larghezza, quindi in questo caso come tutti sanno, la Kai ha quel pizzico in più che ti permette, oltre al fatto che è una lametta che mi piace, la Kai. Le Feder non le uso da parecchio tempo, salvo l'Artist Club che l'ho usata una volta e me la sono goduta per parecchie rasature, per diverse rasature. Vabbè, ha lavorato veramente tanto, tantissimo e bene, anzi vi dirò, questo rasoio mi dà più soddisfazione su una barba come questa che su una barba corta. Cioè sulla barba corta sembra abbia fatto più fatica a portarla via. Lo provai con una barba di un paio di giorni, una volta due, un'altra volta tre, se non erro. Questa qua, su questa barba qui mi ha dato veramente tanta soddisfazione, veramente tanta soddisfazione. Vado a sciacquare un attimo il viso e si passa al secondo. Allora, un'asciugatina. Veramente, allora vi mostro nel frattempo come allora prendo il pennello così come sta, c'è ancora tanto sapone là da questa specie di mostro. Questo proprio fa, secondo me hanno usato lui tre tasse, hanno usato per fare su pannello perché veramente è qualcosa di mostruoso proprio. Fitto, denso, una bella spina dorsale, veramente, è una carezza veramente, un velluto in faccia. Sapore ce n'è ancora tanto, lo vedete, eccolo là. La mia ciotolina della Barburis, che è meglio che la metta a capo, perché sennò questo
una cosa schiudronata, una botta, si muoveva la tavoletta, certe cose in te, e mi sentirei bestemmiare come in Veneto. Sto in Veneto, quindi lo posso fare, mi è consentito farlo, senza offesa a nessuno. Mamma mia, stare qui tutta la giornata a passarmi questo pennello in faccia. Lo faccio sempre. 3-4 volte che ho usato questo pennello, sto lì bello a passarmelo in faccia proprio. È una vera goduria, veramente. A parte che vogliamo dire quanto è bello, cioè guardate questo manico, bello, si impugna bene, è bello, è proprio bello, è bello. Poi non ha bisogno più di tanto, non è che c'è bisogno di ammollo questo o quell'altro, è un pennello che per chi non lo sapesse, il tasso non è come il pelo del tasso è idrorepellente, quindi non è che bisogna stare lì a... Ok, allora vado di traverso. Devo dire, più lo uso questo rasoio, più mi piace. Cioè, a parte che come oggetto è proprio caruccio proprio. Qua devo fare attenzione a non darci più di tanto perché c'è sempre il famoso fatto dello scaldacollo piazzato minimo 10 ore addosso. Ovviamente certe volte cerco pure di farne a meno, ma devo poi rimetterlo perché soffrendo io di cervicale, di sinusite e cazzi vari, devo stare sempre cappello e... E anche qui ha fatto un ottimo lavoro. Non vorrei portare via nulla, però sciacquo il viso un attimo e passiamo all'ultima passata, quale quella del contropelo. Allora, consumiamolo un altro po' di sapone. Questo mi resta pure per la testa che sì, probabilmente la farò domani, non lo so, o più tardi, ma penso più domani che più tardi. Qua nel frattempo
sono andato fortemente di contropelo e adesso gli ho detto aspetta, mo ti dico subito, mi ha messo una CAI, sono un pettine aperto e ora mette in culo e subito il contropelo sul baffo non lo faccio quasi mai perché appunto sono punti abbastanza come ci sono andato io calcato con la CAI. Quanto... E allora, puoi mettere il pennello al sicuro e vado di contropelo dove non sono andato, tipo le temperature qui la mattina sono belle che basse, si arriva pure a 5 gradi. Certo non è freddissimo, non è l'era polare, però comunque 5 gradi non è che... Poi soprattutto conta, stamattina non tanto, stamattina ce n'erano circa 8 di gradi. Però c'era un'umidità pazzesca. I giorni scorsi c'è stato pure qualche po' di nebbia durante lo spostamento, ho beccato pure un po' di nebbia. Vedi, la sua dice diversi, Massimo, dai, più mi passi, più mi porto via. Questo, non so se riuscite a vederlo, era un brufolino. Dice tu, mi passi, io ti porto via, io ti porto via. Brufolini, cose, passa ancora e continua a passare. E così mi dice. E vabbè, vado a sciacquare. Ah. Ah no, l'allume di occa, se asciugo la faccia, l'allume sono costretto poi a ribagnare di nuovo per passare poi l'allume, quindi passo l'allume, eccolo qua il mio solito stick dell'Omega. Tra l'altro io ho preso anche i fiammiferini, però dove li ho lasciati? Sempre comunque sopra. Ne ho preso 2 pacchettini, uno volevo lasciarlo sopra, nel bagno di sopra, e l'altro lo volevo portare qui, che è un'altra cosa che me ne prenderò qualche altro pacchettino di quelli, li ho trovati e me li prendo perché credo sia... Non è il caso adesso di usarli, perché ha sportato via la puntina di qualche brufolo, non è un taglio, però nel caso di tagli può capitare, come è capitato la volta scorsa sulla tocca che mi sono proprio aperto con il Game Changer 1.05. Ero convinto fosse un brufolino perché c'avevo un brufolino, e invece infatti ancora c'è il segno del brufolino. Ha sportato quello, ma ha sportato anche il resto. Infatti lo dissi pure a Andrea che ci sentivamo al telefono, ridevamo su questa cosa, e se non lo dice proprio sì, ma infatti mi sono tagliato, non è che non lo nascondo, mi sono tagliato. Io convinto, è un brufolino, sì, c'è quella, no, c'avevo un taglio avevo fatto bene. Però fu una cazzata che ho fatto io, ovviamente, è chiaro. In un brasile come quello, la cazzata grossa, perché la devi fare grossa,
per quanto mi riguarda, nel senso non è un rasoio che parti. Ora è rimasto, dato che non ho l'after di questo sapone, mi dispiace, dovrò procurarmelo, andrò lì, lo comprerò lì, sperando, perché praticamente questo è un campione che mi ha dato, ancora non ce l'ha in vendita e voleva sapere se prenderlo o meno. Quindi domani, se riuscirò, passerò magari la mattina tra le varie cose, se riuscirò, perché sono obbligato a scendere per fare un paio di cose, però non lo so. Dovrei, mettiamo sul dovrei. E quindi cosa posso usare? L'agrumato, cosa posso andare ad usare? Ma posso andare anche fuori dall'agrumato, non è che per forza adesso devo per forza tanto mettere. Che questo è un sapone che, tra l'altro, facendo ricerche, a proposito del sapone, ecco qua, ce l'aveva pure Goodfellas, ed è dove io sono andato a prendere praticamente le note. Note di bergamotto, limone, verdello, non so cosa sia, zagara e legno di cedro, evocano paesaggi siciliani e accompagnano la giornata con un'aura vitale ma discreta. Sì, ci sta come descrizione. Le profumazioni si sentono, sono piacevoli, devo dire la verità. Veramente un sapone che monta bene, meccanicamente lavora bene. Vado a sciacquare un attimo l'allume. Ecco qui, mentre rifletto su cosa mettere. Qua sta bene pure il Pharaon Distilling. Voglio vedere una cosa che non uso da parecchio tempo. Sono un po' rincoglionito. Mi sento un po' rincoglionito tra la stanchezza della notte e cose varie, mi sento un po' rincoglionito. Sono diverse notti che un po' troppo fuori questo. Vabbè, ma io posso fare pure una cosa, per esempio, tenendomi ai video vari che ho fatto nelle ultime volte, che ho usato una volta il denim black, un'altra volta il denim maschio, che devo dire l'ho riscoperto ed è stata una cosa veramente piacevole. L'ho visto sotto un'altra faccia, sotto un altro aspetto. Usiamo il denim original. Voglio usare questo, vai così. E credo ci stia pure bene con questo sapone. Però vi ho detto, se riesco, appena riesco, andrò a prendere può sposare. Appena riesco andrò a prendere il suo after, sempre se ce l'ha disponibile, perché aspetta ancora la mia risposta che non ho dato perché non ho avuto né tempo né modo di andare lì e muovermi in quel senso. Vabbè, io vi saluto, ci vediamo, non lo so, spero che ci vedremo presto anche la prossima settimana, perché vuol dire che le cose hanno cambiato faccia, hanno cambiato aspetto. Però sinceramente non lo so, dipende un po' da tante cose
E niente, ci vediamo, spero la prossima volta, venerdì prossimo. E niente, un saluto a tutti, nel caso poi ci vedremo quanto prima, sperando sempre che tutto vada come deve andare. Nel frattempo stavo un attimino cercando di canestrare un paio di cose, di mettere a posto un paio di cose, vabbè. Ci vediamo la prossima volta voglio e niente, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, lasciate un commento, un bel mi piace, qualcosa del genere, diffondete il canale, come dico sempre, è tutto lavato. Ci vediamo la prossima volta. C'ho un altro sapone preso che andai a acquistare, quel sapone mi viene regalato questo che vi ho mostrato pure la volta scorsa, è uno di quei saponi che si passa con le mani senza pennello ed è questa la cosa che cioè per me prendere una crema da passare con le mani, non usare il pennello, mi dà un po' al cazzo sinceramente. Non è un sapone che fa per me, sicuramente lo regalerò a mio fratello, non so se lo porterò in video, può darsi sì, può darsi di no, non so quando, perché vi ho dato la premessa, non so quando, spero presto, spero pure venerdì prossimo, spero il prima possibile. E niente, questo lo devo lasciare asciugare, sto rincoglionito, ho detto, sono rincoglionito. Ciao, ci vediamo la prossima volta.